3 morti e 3 feriti è il tragico bilancio di un pomeriggio di sangue, quello di ieri, sulle strade dell'Agrigentino. A San Giovanni Gemini l'incidente più grave nel quale sono morte 2 persone. Si tratta di Giuseppe Amormino, 73 anni, e Lucia Scrudato, 60, i quali viaggiavano a bordo di una Fiat Panda guidata dall'uomo che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro una palazzina di 3 piani. Per loro non c'è stato nulla da fare. A bordo viaggiavano anche altre 2 donne, tra cui la moglie dell'uomo, rimaste ferite e trasportate all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessuna versa in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto in pieno centro, in corso Umberto. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori. Quella più probabile è che il conducente della vecchia Fiat Panda, Giuseppe Amormino, sia stato colpito da un improvviso malore, impedendogli il controllo dell'auto. Da escludere il guasto meccanico. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri. Momenti drammatici al momento dell'arrivo dei familiari delle persone coinvolte nell'incidente, con scene davvero strazianti. E commozione e dolore anche a Villafranca Sicula, rimasta colpita dopo l'incidente che ha provocato la morte di Giuseppe Maniscalco, un invalido di 62 anni, celibe, figura conosciuta in tutto il paese. L'uomo è stato travolto in pieno centro da un'auto guidata da un altro invalido che durante la retromarcia non lo ha visto, mettendo sotto e rotolando la vittima e provocando ferite che sono risultate poi mortali. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Burgio. L'uomo che l'altra volta è ucciso è stato ricoverato in stato di shock all'ospedale di Ribera. E a Naro un giovane di 20 anni ha riportato gravi ferite a seguito di un incidente autonomo avvenuto con la sua auto, una Fiat 500, schiantatasi contro un albero. Il ragazzo ha battuto la testa riportando un forte trauma cranico.